Per il benessere del tessuto socio-economico e del territorio italiano occorrono incentivi che favoriscano la transizione energetica attraverso misure concrete. Secondo il rapporto presentato da Confartigianato Veneto, agli inizi di luglio la Regione conta 9.200 capannoni industriali abbandonati su un'area di circa 18 milioni di metri quadri. La sola provincia di Padova ne conta 1.600, una realtà problematica giunta anche sul tavolo del governo. Per il senatore De Poli sono un patrimonio da recuperare, da qui la sua proposta: utilizzare una parte dei fondi del PNRR con incentivi fiscali per i tetti fotovoltaici delle imprese. Secondo un rapporto di Confartigianato, a Padova e provincia ci sono 1.600 capannoni dismessi. Sono un patrimonio da recuperare. La mia proposta è di utilizzare una parte dei fondi del PNRR con incentivi fiscali per i tetti fotovoltaici delle imprese, una misura concreta che favorisce la transizione energetica per il bene del nostro tessuto socio-economico e dunque per il bene del nostro territorio.